Oggi è una giornata particolare, Palatucci, poi una grande manifestazione in memoria al Teatro Pirandello che voi organizzate, prefetto. Oggi è una doppia giornata della memoria, come lo è quella del 27 gennaio, Perfetto. lo è questa del 10 febbraio. Il nostro paese sta cercando di diventare maturo, di ricordare tutto quello che va ricordato, sfrondandolo dalle appartenenze, anzi vorrei dire dalle partigianerie politiche. Oggi è il giorno del ricordo ed è un giorno che riguarda tutti gli italiani. È un giorno in cui comunque abbiamo perso migliaia e migliaia, alcune decine di migliaia di nostri connazionali. È un giorno in cui abbiamo perso terre che in buona parte erano state italiane, e lo erano culturalmente e storicamente. Un giorno in cui abbiamo pagato un prezzo altissimo per una guerra in cui siamo entrati impreparati, imprudentemente, e che ci ha portato alla più grande disfatta del nostro giovane Stato nei suoi ormai circa 170 anni di vita. Una manifestazione al teatro che vede il coinvolgimento della società civile ma anche di tanti alunni, Soprattutto gli studenti, alunni, gli studenti, bisogna spiegare loro che cosa è stata questa giornata, che cosa è questa giornata, questo giorno del ricordo, in relazione anche alle altre celebrazioni di cui è fatta la nostra memoria collettiva. La memoria collettiva è tutto, è come in una famiglia, ci si ricorda delle persone che non ci sono più e dei fatti salienti, e così vale per una società, e in questo caso per la comunità nazionale italiana. Si commemora Giovanni Palatucci, un giusto della nazione. Sì, un giusto della nazione non soltanto per il popolo di Israele, perciò per lo Stato di Israele, ma anche per la nostra religione. Il dottor Palatucci è stato insignito a quello che è il primo livello prima dei processi di beatificazione come servo di Dio per tutto ciò che ha fatto per il popolo ebraico, però ripeto, al di là di questo, ciò che è importante per noi è portarne avanti la memoria dei valori che ci ha trasmesso, non solo la difesa dei deboli che in quel momento erano rappresentati dal popolo ebraico residente e transitante per il territorio di Fiume, ma anche per tutto ciò che ha fatto come rappresentante dello Stato italiano, come questore reggente, per dare salvezza, salvaguardia e sicurezza a quella popolazione che ancora faceva parte dell'Italia in un momento così drammatico come quello dell'occupazione nazifascista. fu deportato a Dachau? Sì, fu deportato a Dachau, Ecco. E la cosa più triste è che morì poco più di un mese prima della liberazione di Dachau stessa, perciò fino all'ultimo morì di stenti.